Quando parliamo di lacrimogeni sparati a altezza uomo, parliamo di queste robe qua, che sono una cosa nuova. Io invito tutti i cronisti a sentire quanto pesa. Un'altra novità dei boschi Val di Susa sono questi. Sono altri lacrimogeni, forse ancora più pericolosi. Questi partono come dei proiettili. Non soltanto filmati, non soltanto fotografie, per suffragare la loro verità, che come spesso accade con l'Ima Sei Poco, con le versioni ufficiali, i ragazzi dei centri sociali del Veneziano mostrano anche le armi alle quali sarebbero ricorse le forze dell'ordine in Val di Susa per disperdere i manifestanti che assediavano il cantiere della Maddalena di Chiomonte. Quindi se mi sparano dei gas che in tempo di guerra sono vietati, sarà mica violenza mettersi una maschera antigas? Caro Bersani, Beppe Grillo e tutti quanti. È solo una forma di difesa della vita. Quindi un duro attacco alle forze dell'ordine che hanno operato in Piemonte. Noi abbiamo visto i gruppi di violenti in azione domenica in Val di Susa. Erano gruppi di poliziotti e carabinieri che sparavano i lacrimogeni, che facevano caccia all'uomo, che massacravano e torturavano la gente che veniva fermata. Non siamo noi vigliacchi, concludono i ragazzi dei centri sociali, pronti a mobilitarsi anche contro la TAV veneta, soprattutto dopo la decisione del governo di nominare il commissario per l'alta velocità. Commissariare il territorio vuol dire sospendere i procedimenti di democrazia. Ben diversa la posizione del governatore Luca Zaia. Non è che la TAV debba diventare la nuova Val di Susa o una sfida tra Guelfi e Ghibellini, cioè la TAV deve servire a un territorio. Se si trasforma in un'ecatombe vuol dire che non serve più il territorio. Questo non vuol dire che non si faccia, noi la vogliamo fare.